La Pro Favara non va oltre il pari a Castellammare del Golfo e dopo il passo falso interno con la Mazzarese non riesce a ritornare a vincere. Si allungano così le distanze con l'Acragas, seconda in classifica, che va a più 10, mettendo a rischio la qualificazione ai play-off. I ragazzi di mister Catalano impostano bene la partita, esprimono un buon calcio, creano anche alcune occasioni da gol. Pressione che non si concretizza e non è troppo incisiva e le due squadre vanno al riposo sullo 0-0. Al rientro in campo il forcing continua, il ritmo si alza e la Pro Favara realizza con Calagna al 52esimo la rete del momentaneo vantaggio. La partita sembra volgere per il giusto verso in favore della Pro Favara, ma neanche il tempo di gioire e cercare di chiudere l'incontro che dopo meno di 3 minuti arriva la rete del pareggio da parte del Castellammare con Maltese, padroni di casa che raddoppiano al 61esimo con Ba. La Pro Favara accusa il colpo e riparte a testa bassa per riagguantare il risultato. Al 78esimo arriva il calcio di rigore grazie a un netto fallo di mano in area. Dal dischetto realizza De Luca al 79esimo. Alla fine i gialloblu sfiorano anche la vittoria nei minuti finali, ma il risultato non cambia. Il pareggio che per il momento mette in difficoltà la Pro Favara. Commentiamo questo risultato dicendo che la partita è stata anche un po' condizionata innanzitutto dal tempo, dal vento, però devo dire che i ragazzi hanno iniziato abbastanza bene, abbiamo ripreso un po' a fare quello che sappiamo fare, abbiamo cominciato a giocare a calcio, che è quello che noi lavoriamo diciamo tutta la settimana e riusciamo a sviluppare. Qualche domenica non ci siamo riusciti, oggi l'abbiamo fatto abbastanza discretamente, avendo qualche situazione importante. Secondo me c'era anche un calcio di rigore nella parte della gara non dato e paradossalmente dopo che siamo riusciti a sbloccare la partita con il vento a favore siamo riusciti a subire 2 gol che erano evitabilissimi entrambi, uno su un fallo laterale e un autogol che ci siamo fatti. Poi devo dire che i ragazzi sono stati bravi a recuperare la partita, abbiamo avuto qualche altra occasione importante che potevamo anche fare gol per portare a casa i 3 punti, non ci siamo riusciti, ma credo che complessivamente non posso rimproverare nulla a questi ragazzi. Nel campionato ancora mancano 3 partite, è vero che in questo momento siamo a 10 punti, però domenica c'è lo scontro diretto e noi dobbiamo cercare di vincere tutti i costi in tutta l'Ugela. Che siamo passati in vantaggio non abbiamo mai subito, qualcuno ci ha ribaltato la partita. Oggi purtroppo è successo, abbiamo fatto 2 errori sia sul primo che sul secondo gol e poi però c'è stata una reazione importante, ho messo 2 attaccanti di peso lì davanti, è vero che poi non abbiamo giocato più, abbiamo cominciato a mettere queste palle alte e dopo che abbiamo pareggiato la partita abbiamo avuto anche l'opportunità per poterla vincere, non ci siamo riusciti, ci prendiamo questo risultato positivo che è un buon auspicio, nel senso che adesso mancano 3 partite e sappiamo che dobbiamo fare i più punti possibili per arrivare ai playoff. Nessuno pensava che potessimo essere 10 punti dalla prima, però veniamo da un periodo non positivo. Oggi ho visto qualcosa di importante, ho visto la squadra fare quello che sa fare, quindi io per la fine sono abbastanza positivo. Abbiamo 2 partite in casa e una fuori, è anche vero che in casa abbiamo l'Enna che è l'ultima giornata, però già da domenica c'è una partita difficilissima contro una squadra che lotta nei posti bassi della classifica, nel senso per una griglia dei play-out, però da parte nostra dobbiamo cercare di portare a casa 3 punti fondamentali.